siamo qui a Col San Martino nella prima edizione di Vita in Campo Eroica, attraverso la quale stiamo affrontando il tema delle sistemazioni in collina e della gestione dell'acqua. Allora, sistemazioni estremamente necessarie per poter rendere percorribili i filari di vigneto. L'alternativa rischia di essere l'abbandono perché i lavori manuali sono sempre gravosi e sempre nessuno ha più voglia di farli. Sono qui con un titolare di un'impresa di lavori agricoli, il signor Marco Piffer, che è un esperto in questo campo e ci fa vedere come è possibile trasformare una riva non percorribile in una riva trattorabile. Trattorabile logicamente con mezzi adeguati, piccole dimensioni, leggeri e che comunque fanno tutte le lavorazioni che fanno i trattori convenzionali, perché sono trattori dotati di impianti idraulici avanzati, di presa di potenza, di tutte le attrezzature, si possono attaccare a qualunque tipo di attrezzatura. Poi la sistemazione del vigneto logicamente dipende dal versante, dalla morfologia, dal tipo di terreno. Finché c'è abbastanza terreno, che noi come vediamo in questo esempio, si tratta di uno sterro di 15 cm, un riporto non importante, ma qui non è neanche pendente, dove c'è roccia magari si deve intervenire con macchine più che devi spaccare la roccia. Questa macchina che abbiamo di fronte serve per la zona con terra, quindi crea una bancolla di circa 1 metro, 1,30 m, 1,30 m, ma è anche possibile forse sì, perché la si inclina, sì, certo. Esatto, per poter far accedere poi le macchine. Ecco, logicamente la macchina che uso io è larga quasi 1 metro, 98 cm, poi tendenzialmente una bancolla la fai da 1,10 m perlomeno, per avere quel po' di margine di operatività. Per cui normalmente questa è la larghezza che io uso per macchine di questo tipo. Se uno ha macchine più strette, allora ci vorrebbe una macchina che ha un attrezzo ancora un po' più stretto. Ecco, laddove incontrate la roccia invece questa macchina non va bene. Già, sì, perché questo è un erpice, lavora il terreno. E quindi questo è il grande vantaggio, che lascia il terreno soffice e che lo si muove e non crea gli avvallamenti classici che si fa con gli escavatori. Tornando indietro si livella, sedimenti, esatto. Sì, si passa, per cui poi il passaggio delle macchine, che sia atomizzatore o quant'altro, è lineare, fa veramente un ottimo lavoro. Con l'escavatore invece rischi di fare dei buchi, così che poi io normalmente dove intervengo con l'escavatore per la roccia, poi do una passata anche con questo. Creando una bancola di questo tipo qui poi si presta a fare lavorazioni tipo il sovescio che faccio io con un erpice, con la seminatrice, un ripuntatore, per cui periodicamente puoi sollevare il terreno. Aiutano ad accumulare l'acqua perché il sovescio è fatto di piante normalmente fittonanti che poi nel momento in cui tu le estirpi creano questi canalini dove l'acqua va nel terreno, esplorano il terreno in profondità, puoi permetterti di letamare, per cui porti sostanza organica che altrimenti sulle rive non fa più nessuno perché è impossibile entrarci. Creare una viabilità è fondamentale per poi fare tutte le operazioni che sono corrette ancora di più in collina, dove l'apporto di sostanza organica, specialmente in annate siccitose, così sarebbe fondamentale. Quindi in collina si vorrebbe lavorare quasi come si lavora in esatto, pianura. Ma fai quasi tutto quello che fai in pianura, in maniera differente. È logico che non hai il comfort di una macchina cabinata con l'aria condizionata, una macchina così, ma dove l'alternativa è la zappa o la canna per trattare. E questo mi sembra un bel risultato. Uno si abitua magari così, poi fai fatica a far senza, insomma. Però anche qui lei vede ci sono tiranti e così, tu entri perché la macchina è piccolissima, anche con i fili di ferro così che qui sono diffusissimi. Con baricentri molto bassi, per cui bassissimo. Il rischio di ribaltamento è limitatissimo. Esatto. Devi proprio cercarti, insomma, tutto può succedere che se io vado su così, però poi è la vita dell'operatore nella guida che fa. Anche con i trattori ti puoi ribaltare, insomma, se vai nel posto sbagliato. Bene Marco, ci hai dato una lezione di sistemazione in collina. Grazie. Benissimo, a voi.